preoccupanti, signori. Noi siamo cresciuti nel frattempo e abbiamo capito, guarda qua, me la sono rimessa solo per voi che ci guardate in radiovisione. Oggi mi sono rimesso la felpa di Provita e Famiglia, quella che se la metti a Parigi ti arrestano, proprio quella è quella che indossavo domenica scorsa a Pontida. Vai, altro che influencer romena che viveva a Cassano Magnago. Ciao ragazzi, ciao. Sammy Varin, potere al popolo ancora per qualche giorno in versione pomeridiana, poi chi sarà, che sarà, che succede, farò la mattina, si dice, però non si sa, aspettiamo, sarò la vostra rassegna stampa, faremo una rassegna stampa al sapor di polenta taragna. Ah, che buona la polenta taragna. Ma bando le ciance, bando. Sono tornato perché ieri non c'ero ed essendo tornato devo recuperare. Infatti chi mi guarda in radiovisione vede tra una slide e l'altra le foto di Pontida. Sono tornato per ringraziarvi perché a Pontida, al grande raduno della Lega domenica scorsa, siete venuti in centinaia. Oh Lorenzo, tu non hai idea, non stavo un attimo fermo, arrivavano, vieni a fare una foto di qua, mi tiravano di qua, adesso vieni con me a fare la foto, guarda cosa ti ho portato, guarda cosa mi ha portato, lo vendevano allo stand della Toscana, la pasta asciutta anticomunista. Signori, e le hanno fatte quest'estate per farci arrabbiare, no? Le spaghettate antifasciste, questi hanno venduto la pasta anticomunista, firmata Conad poi, e chissà se sono contenti. Bellissimi, complimenti gli amici della Toscana perché non sono intelligenti, sono molto più avanti e d'altronde con questa gente ci devono vivere, ancora per poco, ma a Pontida ci sono state emozioni di ogni tipo e io queste emozioni oggi nei prossimi giorni ve le ritrasmetterò perché ho decine e decine di foto, di immagini che state guardando appunto sul 252 o sui social, ma anche tante interviste fatte anche attraverso il Marco Grimoldi che ci ha dato una grande mano allo stand di Radio Libertà e a lui che dobbiamo anche il successo della vendita dei gadget. Portachiavi di Sammy Varin bruciacchiati andati via subito. Anche quelli con scritto Radio Libertà ne è rimasto uno. Cosa posso dirvi? Sono un gigantesco grazie e lanciarvi la canzone indipendente e poi certo Felici e Vannacci cominciamo ufficialmente la trasmissione parlando proprio del generale Vannacci perché insomma il successo di Vannacci a Pontida è stata una cosettina che bisogna rimarcare. Un'idea di Matteo Salvini, minimo, ha tessuto perfettamente le trame di questa Pontida, invitando personaggi nazionali, internazionali e certo lo scoop Vannacci. È stato davvero un successo personale di Matteo Salvini questa Pontida, ma tra poco lo chiederò anche a voi, ascoltatori, chiamando 0292947222 o inviando un WhatsApp al 3406709659. Musica maestro!
Signori, questo pezzo si intitola Time to Change, tempo di cambiare. Anche politicamente, molti di voi, insomma, stanno capendo che alla fin fine il movimento più importante è quello che si chiama Lega, e non ci sono storie, è quello più storico, quello che non cambia mai idea. Siamo un po' monotoni. No, al di là della politica, invece, complimenti alla pianista Giuseppina Torre, pianista compositrice da Vittoria, Ragusa, Sicilia, ma milanese d'adozione. Lei, pensate, è la pianista italiana più ammirata all'estero, e se volete scoprirla anche voi, seguitela nel tour in cui porta in giro per l'Italia il suo nuovo album The Choice, un invito a una sana ribellione per stare meglio. È chiaro che mi si invita a nozze, se mi parli di sana ribellione per stare meglio e soprattutto per far stare meglio i cittadini italiani, beh, sai che faccio? Ti lancio Politicastri. Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Assolutamente sì, signori, siamo un po' all'osteria. Infatti, come vedete, mi sono portato in studio la pasta anticomunista della Lega Toscana, che sono troppo avanti. Ma non la posso mangiare, non la posso, è cruda. Ti sembra che posso mangiare la pasta anticomunista, però è davvero da collezione, signori. Molti di voi sono passati domenica scorsa allo stand della Lega Toscana e si sono portati a casa questo gadget bellissimo da regalare col cavolo che io lo regalo a qualche amico comunista. 13:13, prima di aprire le linee, avete capito bene, signori, a questo punto abbiamo bisogno di Deborah Bellotti, signora delle stelle, per capire dove stiamo andando, dove sta andando questo mondo post Pontida. Certo, Felici e Vannacci siamo, ma ad esempio questo Vannacci, ragazzi, che ha avuto un successo pazzesco a Pontida, chi è tornato da Pontida senza una foto con il generale? Ditemelo voi. Ce l'avevano tutti, tranne io non ce l'avevo, perché io le avevo con voi, le ho fatte con voi le foto, e che cavolo. Fatemi salutare la signora delle stelle, Deborah Bellotti, ciao! Buon pomeriggio Sammy, buon pomeriggio anche agli ascoltatori e a chi è tornato da Pontida. Assolutamente sì, chiaramente San Matteo Salvini ci ha protetto, perché tu pensa se c'era quest'acqua a Pontida domenica scorsa, cioè sarebbe stato terribile. Tu dici ne hai già vissute di peggio, vero, Pontide nel fango, ma fango tanto ne ho fatte certamente. Domenica un po' di fango c'era, sì, ma una cosa apprezzabile. Sì, c'erano le signore che comunque ne hanno preso un po' da portare a casa, perché tutti ben sanno che il fango di Pontida è curativo, fango termale, per cui uno poi arriva a casa e quando è un po' triste se lo mette tutto qui in faccia, eccetera, e diventa più bello. Però non siamo affondati nel fango come quelli di Repubblica invece hanno scritto, insieme naturalmente a Orban, la Lega e Orban nel fango di Pontida. Deborah Bellotti, io questa volta non so proprio da dove vuoi partire, perché c'è sicuramente questo generale Vannacci, europarlamentare della Lega, ma eletto come indipendente, eccetera, e non posso dire, da giornalista, che non abbia riscosso un successo personale veramente grande. E se ve lo dice Sammy Varin, leghista celodurista, dovete credermi. A mio parere è stata una mossa perfetta di Matteo Salvini, che si è preparato una Pontida contando su questi personaggi, compresi quelli internazionali, per cui
la stampa è completamente impazzita, sono diventati pazzi a inseguire questi personaggi. Avete visto ieri praticamente sui giornali c'era soltanto Pontida, poi chiaro c'era l'anniversario della strage ebraica e sappiamo bene che bisogna parlarne, ne parleremo ancora in questi giorni, ma su Pontida si sono sprecati fiumi di inchiostro per attaccare chiunque fosse passato da Pontida, anche per caso. Dice, che cazzo fai, passi da Pontida? Sei un po' fascista allora, eh? Qui mi fermo. Vediamo Deborah Bellotti, signora delle stelle, ha dato un'occhiata alle costellazioni, ha visto che tempo fa e vediamo un po' quali sono le personalità che secondo te in questo momento meritano di essere seguite. Perché Deborah Bellotti. No, allora partirei proprio da Matteo Salvini, che si trova comunque ad un cambiamento radicale, nel senso che se noi torniamo indietro di 12 anni, lì era già capitata una trasformazione, un inizio, un avvio di qualcosa. Ecco, questo ciclo si è concluso e lui ne sta aprendo un altro, che ci darà delle risposte nei prossimi, io direi, 2 anni. Devo anche dirti una cosa, che ovviamente è il successo di Vannacci, tutto guadagnato, perché comunque è un uomo, lasciamo perdere il militare in questo caso, ma molto preparato, lo vediamo anche dalle interviste, dalle domande che i giornalisti gli pongono, lo trovano sempre sul pezzo, una persona comunque ferrata su qualunque tipo di argomento, poi magari anche lui farà la sua scivolata, per carità, ma fino ad oggi direi che non l'hanno ancora colto in flagrante. Che possa essere il genio erede di Matteo, ma io ti direi anche di sì. Come ti ho appena detto, Matteo sta probabilmente mettendo le mani avanti, a questo punto anche i piedi, per una trasformazione, per un sostanziale cambiamento che riguarderà sicuramente anche il suo partito. Diciamocelo chiaramente, la Lega è un partito che difficilmente affonderà, può subire degli alti e dei bassi, ma un po' come la Fenice risorge dalle sue ceneri. In questo attuale momento non pensiamo che il partito di Fratelli d'Italia stia godendo di questa grande stima da parte del suo elettorato, perché purtroppo la gente, il popolo là fuori sta facendo fatica ad arrivare alla fine del mese. Ci sono troppi aumenti, gli stipendi non aumentano, gli alimentari sono aumentati in modo pazzesco, quindi la gente si sta stancando, ma prima degli aumenti la gente ha bisogno di sicurezza, quella che sta venendo a mancare oramai da parecchio tempo. Quindi, se vogliamo vedere la figura di Roberto Vannacci come colui che potrebbe portare dei cambiamenti non immediati, ma prossimamente, io ti direi anche di sì. Sicuramente bisogna vedere l'anno venturo, perché tra la primavera e l'estate potrebbe esserci una caduta di governo o comunque delle discussioni molto grosse che indurrebbero a pensare ad uno scioglimento di... sì, Sammy, ti direi di sì. Quindi da lì io vedrei un Vannacci in carica più su un 2026 che su una fine di 2025, è tutto diciamo in divenire. E questa è la situazione Lega / Italia. Cioè, capite ragazzi, aspetta, ti sto interrompendo perché giustamente ragazzi mi state scrivendo aprendo la bocca, cosa succede eccetera. Signori, Deborah Bellotti, signora delle stelle, vi sta facendo una previsione unica solo per voi che ascoltate Sammy Varin su Radio Libertà in questo momento, e qualcosa prevede anche all'interno della Lega, e la possibilità che Vannacci, come d'altronde qualche giorno
giornale in queste ore sta scrivendo, possa fare un passo avanti verso la Lega. E attenzione, lo deve fare bello questo passo, perché al momento il Sciur Vannacci non è manco militante, è tanto per, e insomma la Lega, lo sapete, è un partito leninista al 100%, per cui se vuoi partecipare a un congresso devi essere almeno militante, che cacchio, vai ad attaccare qualche poster, distribuisci qualche volantino al mercato, Vannacci, oppure no? Ci scherziamo, però insomma ci piacerebbe che fosse anche un po' così. Mi ha detto Vincent e il nostro condirettore Giulio Cainarca, che comunque è un personaggio assolutamente alla mano, simpaticissimo. Poi Vincent, anche lui paracadutista, Folgore, cioè praticamente hanno iniziato a parlare, non lo mollava più. Però deve accadere ancora qualche cosa. Ecco, diciamo che questo generale Vannacci lo terremo sott'occhio, e lo deve tenere sott'occhio la Lega, ma anche voi, chiaramente, che lo incontrerete nei prossimi giorni, settimane, mesi, eccetera. Siete voi stessi che dovete fargli sentire il vostro calore, per capire poi, guardandolo negli occhi davvero, come potrebbe essere utile alla politica della Lega, che è sempre quella, ma che sentiamo nelle parole di Vannacci ripetersi in maniera ancora più chiara, e magari sfiorando le corde di alcuni uditori che normalmente magari non sentono i soliti discorsi fatti da altri esponenti della Lega. Questo per dire che Vannacci potrebbe essere un big della Lega in futuro, ma qui mi fermo, certamente, vedo, prevedo e stravedo. Sentiamo Deborah Bellotti, signora delle stelle, se c'ha un'altra previsione sul tavolo, se c'è qualche altro personaggio che in questo momento dal punto di vista astronomico può essere interessante, Deborah. Ma allora, è ovvio che l'occhio puntato è sempre su Netanyahu e ovviamente su Trump. Allora, Netanyahu non si arresterà, non si fermerà, anzi aspettiamoci veramente una situazione delirante dal 18 di ottobre per tutto il mese di novembre. Guarda Sammy, mentre sulle presidenziali americane io ho un po' questa nuvoletta alla Fantozzi, dove non vorrei che saltino a causa appunto di un'azione, mettiamo tra virgolette, improvvisa, scellerata di Netanyahu, e quindi queste elezioni vengano in qualche modo fermate o eventualmente spostate più avanti, perché, ripeto, Trump io te lo do vincente, ma fino all'ultimo deve succedere qualcosa che crei veramente caos in tutta la, comunque che blocchi almeno momentaneamente, non ti dico magari per mesi, ma magari per un anno, questa ascesa trumpiana. Sappiamo che comunque la Harris sta cercando in tutti i modi, in tutte le maniere, questi endorsement, questi appoggi da chi più ne ha più ne metta, ma ripeto, a me sembra essere tornate indietro di 8 anni, quando c'erano le presidenziali tra Clinton e Trump, dove forzavano per forza che la Hillary dovesse vincere queste elezioni, che poi alla fine non si è mai verificato. Come ti ho appena detto, Netanyahu, aspettiamoci di tutto di più. L'Iran, tanti dicono apre bocca ma non fa nulla. Io dell'acqua cheta ho un po' timore, e ribadisco, 18 ottobre, novembre, lì sicuramente aspettiamoci un po' di tutto e di più. Volevo tornare, se mi consenti un attimo, Sì. in Italia, sulla Meloni. E ti spiego il perché. Perché lei in questo momento si ritrova ad avere dei nemici dichiarati, quindi c'è qualcuno che sta minando quella che è la sua posizione o sta cercando di minarla. Attualmente
lei potrebbe esserne non cosciente di tutto questo, ma ribadisco, c'è qualcuno che sta cercando veramente di portarla fuori strada, quindi deve stare attenta, soprattutto nel periodo dal 5-6 novembre a tutto il 5-6 gennaio 2025. Lì potrebbe farmi uno scivolone, magari si salverà ancora in calcio d'angolo, ma poi questo scivolone lo pagherà tra maggio, giugno e luglio 2025, quando appunto ti dicevo ci potrebbe essere la caduta di questo governo. Ma aspettiamo. Aspetta, che sto facendo l'appello. Dunque, Lollobrigida no, non dovrebbe essere. Che l'Alter no, ha dato le dimissioni, poi adesso, insomma, giustamente c'ha le cause con la boccia. La boccia stessa, l'abbiamo vista a Striscia, non so se poi è stata trasmessa ieri o l'altro ieri, o forse sarà trasmessa stasera, sono arrivati quelli di Striscia Pontida. Tu l'hai vista? Che cosa? La boccia, c'era la boccia chiaramente No? imitata da un attore, sì, che ha preso in giro il grandissimo Romeo, che è stato al gioco in maniera splendida, signori, e se non l'hanno ancora trasmessa, cercate Striscia questa sera o domani, perché è stato fantastico. Sì, sto cercando di capire effettivamente chi potrebbe essere che metta in difficoltà la Meloni, sia all'interno del suo partito, e non sono mancati certamente il Lollobrigida della situazione, ma vogliamo bene anche a Lollobrigida, ci mancherebbe, o se qualcuno invece dal di fuori. So che non puoi parlare di più perché tu sai tante cose ancora di più di quelle che ci dici, ma giustamente ci devi tenere un po' anche sulla griglia, ma soprattutto dobbiamo invitare i nostri ascoltatori che volessero saperne di più sul proprio futuro, certo, a farti fare una previsione, un consulto. A te, Deborah Bellotti, signora delle stelle, basta contattarti al tuo numero speciale e avrete un consulto, chiaramente a pagamento. Barboni, straccioni, non si fa niente gratis oggigiorno, ma soprattutto potrete sapere qualcosa che magari non potreste mai immaginare. Vai con il contatto, Deborah Bellotti. Il numero di telefono è il 333 13 39 765. C'è Lollobrigida al telefono? No, digli di chiamare più tardi. Grazie Deborah Bellotti! Ciao, buona settimana! Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao ciao! Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Qui Parlamento. In quest'Aula ricordiamo quel momento dei lavori parlamentari frenetico e molto complesso per i provvedimenti normativi da approvare e gli adempimenti in scadenza prima di quella pausa di Ferragosto. Ecco, questo provvedimento è servito per dare le risposte più urgenti e più significative in quel momento. Poi, se vuole essere chiamato omnibus con disprezzo, che venga fatto, ma l'eterogeneità del testo nasce proprio dall'urgenza di fissare misure importanti che hanno come unico fine specifico quello di migliorare la situazione economica del Paese. Sulle tempistiche ho sentito alcune critiche sia ieri che oggi, io ritengo che siano abbastanza pretestose, perché con un po' di onestà intellettuale, noi tutti sappiamo bene come la data di pubblicazione del decreto, quindi il 9 agosto, porta con sé il termine dei 60 giorni per la conversione, e quindi la pausa di Ferragosto non poteva che ridurre i tempi di esame sia al Senato sia alla Camera, ma non la qualità dell'esame del decreto e non la qualità degli emendamenti approvati, di cui rivendico come gruppo Lega assolutamente la serietà e l'importanza. Riteniamo anche evanescenti le critiche ricevute su alcune misure, perché vogliamo tutti migliorare la produttività del Paese, ma non possiamo nemmeno contrastare
1.600 milioni per la ZES unica del Mezzogiorno, perché quando si votava in quest'aula l'istituzione, la sua istituzione, tutte le opposizioni tuonavano, lamentavano che era una scatola vuota, che mancavano i fondi, e ora che ci sono ci si lamenta lo stesso. Il ragionamento è simile anche per le altre misure, penso al registro Enea sui moduli fotovoltaici, che possono essere così classificati evidenziando i modelli prodotti interamente in Unione Europea. Lo scopo è evidente, farli preferire a quelli di importazione, soprattutto cinese, e anche per incentivare il credito d'imposta transizione 5.0. E poi le critiche al bonus Natale, niente, non piace a nessuno. Abbiamo tanto sollevato la fantasia dell'opposizione che è diventato bonus Babbo Natale, addirittura bonus Befana. Ora, è vero che quando si sente dire Natale torniamo tutti bambini, però manteniamo la serietà di parlare in quest'Aula di una misura che va nel senso di dare un'indennità, una tantum per i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 28.000 euro, con coniuge e figli a carico. Sono 100 milioni investiti dal governo per la famiglia che è quella società naturale fondata sul matrimonio. Lo dice l'articolo 29 della Costituzione, quindi non è... Qui Parlamento. Questa è matta ragazzi, ma ci piace anche perché il titolo di questa canzone è Sono una ribelle e lei è Aristea, appena uscita con questo divertentissimo video. Cercate Sono una ribelle Aristea, ma ci ha mandato anche i saluti e ci racconta qualcosa su questa canzone. Senti Aristea, senti. Ciao a tutti amici di Radio Libertà, io sono Aristea. Oggi vi presento il mio nuovo brano Sono una ribelle, scritto insieme a Matteo Ilton e Nois. Sono una ribelle è una canzone fresca, divertente, pensata per regalare belle vibes a chiunque l'ascolti.
non parla solo di ribellione in senso classico, ma di autenticità. È un inno al sentirsi liberi di essere se stessi, senza la necessità di piacere per forza agli altri o di cambiare per compiacere qualcuno. Io sono semplicemente me stessa con pregi e difetti e con questa canzone voglio trasmettere a tutti l'importanza di vivere con leggerezza e autenticità. Spero vi piaccia. Ciao, un abbraccio. Brava, brava Aristea, Ale. vivere con leggerezza Vai, ci Aristea. piace. E vedi, addirittura Aristea ha fatto apparire, signori, Apparire, sì. Beppe Braga, che Sì. reduce No, anche adesso- lui da Pontida. Oh, sei diventato più carino però. Vero, Ti sono sei- più spettinato. È stato il Pontida. fango curativo. Sì, il fango è curativo. Cioè uno Allora, il ci Beppe è va. uno di quelli che Sta molto si è bene. portato sicuramente una vaschetta, Di no? fango. Un tupper e te lo sei portato a casa. Tupperware, perché- sì, un bel Tupperware di cose. Ti capisco, di perché- terra di Pontida. Ma davvero, è la terra di Pontida, poi assorbe tutto il grassino, eccetera. Sì, no? sì, sì. Io lo tengo per il naso, me lo tengo sul naso e mi assorbe i grassini La del pancia naso. qui no, Tuca no. No, la pancia. La pancia non l'assorbe, il fango di Pontida. Dovrei proprio mettermi anche il celofan intorno, il domopac. E qualcuno lo fa, sta cosa di mettersi il domopac. Perché mi Ti guardi prego così? non fare una foto. un giorno lo facciamo. No! Allora, signori, per darvi la controinformazione di Radio Libertà, Beppe Braga coordina il sito di Radio Libertà, perché la nostra è una radio, è una televisione, ma anche un sito internet di controinformazione. Cosa bolle in pentola in queste ore, Beppe? Hola, allora siamo reduci da Pontida, dove anche sul sito abbiamo raccolto e citato e fatto highlight dei protagonisti. Anche No, perché lo abbiamo avuto ricordiamo, tutti. erano lì, loro erano nel retropalco, quindi prima di salire sul Li palco abbiamo acchiappati un po' effettivamente, passavano da no? Radio Sì, Libertà. il ministro Valditara, il generale Vannacci, ma no, poi dopo abbiamo pubblicato continuamente aggiornamenti, gli spezzoni dei discorsi, gli Senti, highlight ma dei qual è discorsi, stato, le qual è cose stato il fondamentali. più interessante, Capito? Beh, l'intervista più particolare, più bella, quella che secondo te insomma c'è stata davvero? Beh, guarda, ovviamente il capitano, cioè questo è chiaro, no? È Può sta- essere è altro che stato il più- Salvini il che è più stato... tosto. Anche Ma perché sì, ma dicevo perché che- è quello che ha chiuso tutto e ha chiuso il cerchio di tutto quello che è il significato della soprattutto kermesse, no? è Quindi- riuscito a intessere una tela importantissima di ospiti, facendo centro nella stampa, perché alla fine hanno scritto paginate e paginate Sì, è una su cosa Pontida. abbastanza, sì, ma no, era una cosa abbastanza comica il fatto che no, a sinistra abbiano detto no, è stato un flop, veramente flop, cioè tutte le prime pagine dei giornali erano su quello. Poi effettivamente, obiettivamente c'è stato un afflusso veramente importante e ce ne siamo anche accorti noi, sia io che Giovanni Sallusti che il direttore, che per raggiungere le nostre postazioni abbiamo dovuto arrampicarci, cioè dovuto fare Vero. proprio una ferrata praticamente in pianura per riuscire a raggiungere, perché c'era veramente tantissima gente, molto entusiasta, molte bandiere, cartelli, folklore. È stata veramente una festa stupenda. E detto questo, poi adesso tornando, ahimè, siamo già purtroppo al martedì e quindi E quindi c'è incominciano la faccia dei Landini, signori. purtroppo, e poi hai visto che faccia che fa? Ecco, no, abbiamo scelto questa faccia di Landini. Sembra che mi stia guardando come per dire state parlando di me voi. No, in realtà Attenti. sembra che è uscito da un film di fantascienza Landini. Ecco. Perché vi ricordate quel film di Spielberg, Minority Report, quello dei Porca, c'era Landini come interprete, No, vero? non era l'interprete, ma era uno di quelli che faceva esattamente quella roba lì. Cioè, vi ricordate, no? Che c'erano quei tre, no? C'è questo, no? Questo mondo tecnologico all'estremo, no? Dove praticamente c'è una sezione della polizia che si chiama Precrimine, dove ci sono tre personaggi dotati di poteri extrasensoriali che riescono a prevedere, attenzione, questa è la parola, prevedere i reati futuri. In questa maniera la polizia andava ad arrestare gli assassini o i delinquenti prima che facessero quello che non dovevano fare. No, ed è tutto gira attorno a questo mondo che è poi distopico, perché fra l'altro quel film è tratto da un libro di Philip Dick, che è uno scrittore di fantascienza ma anche uno dei maggiori scrittori di tutti i tempi a livello letterario in assoluto, che non aveva un concetto molto alto dell'umanità. No, e qui si inserisce anche Landini, l'ottimo Landini, il quale deve aver fatto lo stesso, perché ha inventato il presciopero, no? Prima c'era, no, che è esattamente come il precrimine, no? Ha inventato il presciopero.
perché ieri in calce all'assemblea della CGIL, no, l'ordine del giorno che è stato firmato, si legge, attenzione, e questo lo leggo come viene: la prossima legge di bilancio inaugurerà una lunga stagione di rigore, di tagli alla sanità, all'istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali e agli investimenti. Ecco, e questo ovviamente evidentemente lui sa già tutto per una questione proprio di fantascienza, cioè è proprio precognizione, no, extrasensoriale, perché la manovra finanziaria non è neanche cominciata, cioè, è è ai primi passi, adesso è proprio in tutte nelle sue fasi preliminari, no, e prima di dicembre non va mai in porto. Quindi lui però sa già che cosa conterrà. Non importa se l'elaborazione dei contenuti è appena cominciata, no, lui sa già che sarà una devastazione, che distruggerà il mondo del lavoro, no, prevede perfino i tagli alla sanità e qui oltretutto inciampa, perché i tagli alla sanità sono stati una dei cavalli di battaglia di tutti i governi di sinistra, no, fra le altre cose. Quindi gli ha preso l'abbrivio, no, ha incominciato a correre e a scapuzzare un po' dappertutto, come si dice a Bologna, no, e vabbè, comunque sta di fatto che Disco rotto, signori, solo perché ha visto le labbra di Giorgetti muoversi e quindi non ha sentito quello che Giorgetti ha detto, ma semplicemente lo ha doppiato facendogli dire quello che lui voleva. Ecco, il veggente Landini. esatto, il veggente Landini che ha già visto una finanziaria che ancora non c'è, ma ha ancora oltretutto a 3, 4, 5 passaggi molto complessi, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista dei conti, per cui davvero un genio, ecco, diciamo così. Ecco. Hanno l'unità pre-sciopero, perché loro hanno già chiamato, no, ovviamente alla mobilitazione, no? Perché l'assemblea ha già dato mandato di vedere quali sono tutte le attività che dovranno essere fatte per una cosa che non c'è e non E si sa noi quale sarà. speriamo in Giorgetti, figlio di pescatore, signori. Sì, Un figlio di pescatore si mette a tassare la povera gente, ma vi pare? Ma che cavolo. No, comunque c'è anche da dire che questo cortocircuito confusionario proprio, no, che domina la sinistra ogni volta che qualcuno del governo, del centrodestra dice qualche cosa, no, sembrano tutti lì alla porta, pronti con i denti a dire: "Mordiamo, mordiamo, tac", ma non capiscono che cosa mordono. Per esempio i giornali si sono lanciati, adesso facevi l'esempio di Giorgetti, no, i giornali si sono lanciati subito su questa frase detta a Bloomberg, no, no, sui sacrifici, è già stata ampiamente, come dire, risolta, spiegata, quindi è inutile tornarci sopra. Ma una cosa interessante è che mentre i giornali ci andavano sopra, Elly Schlein, che era la segretaria del PD, no, le scappava per la 200ª volta, e questo è l'oggetto dell'editoriale di Giovanni Sallusti, del direttore, che è interessante, ma anche parzialmente divertente, e gli scappa che il fatto che una patrimoniale non è uno scandalo, no, perché lei veramente è una, cioè non è un tabù, ecco, diciamo così. Perché lei è veramente la tassatrice compulsiva che dà dei tassatori compulsivi agli altri. Però in questa maniera che cosa ha fatto? Ha disinnescato gli stessi giornali. Perché lei che dice che la patrimoniale non è un tabù, mentre i giornali dicono che Giorgetti vuole fare la patrimoniale, a quel punto lì di nuovo il solito cortocircuito. Fra l'altro Elly dovrebbe anche sapere che, visto che vengono quasi tutte da governi di sinistra, le patrimoniali sono 14 che abbiamo già. No, ecco, quindi lo Stato si porta a casa circa 50 miliardi di euro all'anno, che sono soldi drenati all'economia reale, fra le altre cose, no, quindi a partire dal loro feticcio, no, la Imutasi, quella proprio è quella fosforescente. Santa polenta, Esatto. signori. Vabbè, comunque sta di fatto che Santa polenta. e c'è anche quest'altra cosa, che le patrimoniali vanno a toccare non i grandi capitali, no, vanno a toccare quasi tutte, anzi praticamente tutte, la vita quotidiana del ceto medio italiano e anche del ceto medio basso, no, non le elite finanziarie, no, quindi proprio esattamente, il ceto produttivo, che è quello dove invece noi dobbiamo andare a cercare di dare una mano, no? Ecco, quindi mentre la Lega ha imposto la flat tax al 15%, no, quel discorso stesso di Giorgetti, no, che avevam già tirato fuori, di cui abbiamo già parlato, no, e ha il taglio del cuneo fiscale che va ad aiutare le buste paga anche delle persone, no, e lì invece, in un momento di distrazione ha detto, nel 127° momento di distrazione, dice che la patrimoniale non è un tabù. Ecco. Quindi
Sappiate che dovrà dare qualche morsettino per forza lì nei prossimi giorni, quindi occhio, se mi morde un orecchio, attenzione, Sì. può sempre far male. D'altronde dietro Esatto. sappiamo ci sono le truppe cammellate che non vedono l'ora di saltare un giorno di lavoro pagate, chiaramente, e fare una bella manifestazione con i sindacati. Esatto, che sono poi quelle truppe cammellate che dall'altra parte dell'oceano, e quindi abbiamo l'ultima cosa di cui vorrei accennarvi, che se avete voglia andatelo ad ascoltare perché è sempre molto interessante. Voi sapete che noi abbiamo questa rubrica che Te la rido io l'America, che dove Matteo De Sio, il nostro Matteo De Sio, fa una lettura dei giornali, dei media americani, no, e praticamente, misura la temperatura, soprattutto da un punto di vista politico e sociale. In questo momento cosa succede? Che i latinos, quindi gli ispanici, che sono sono l'etnia più importante praticamente, né, in certe città addirittura sono preponderanti. Anche da noi, hanno se vai al lago, eccetera, non pensare di non trovare i latinos che ascoltano musica a tutto volume, che fanno la grigliata, che si lavano vicino a te. È normale, ci abbiamo fatto l'abitudine, anzi molte volte mi unisco a loro, ballando, cantando. Comunque Si sta di passa fatto il che i giorno. latinos in America in realtà sono estremamente integrati, e la cosa che hanno più in uggia, a cui no, è di avere clandestini, nuovi immigrati che vanno e vengono e incominciano a Vero? entrare nel loro settore produttivi, a portargli via il lavoro, a fare Vero, e perché quindi non mangiano le stesse cose sulla grigliata. Questo è un problema. È un ma più problema. che altro qualcuno le compra, altro no. No, allora sta di fatto che Signore, attenzione, esce fuori l'aspetto no. razzista, ma in senso buono, del nostro Beppe Braga. No, perché era sì, Scherzo, scherzo. latinos sono i clandestini che sono irregolari, quelli regolari invece sono perfettamente inseriti Vero, nella vero, vero. società americana, la quale li ha, cioè, sono completamente inseriti, e questi non vogliono gli irregolari. Cosa succede? C'ha Che ragione. Kamala, con la sua politica da vicepresidente, in cui aveva l'unico mandato che aveva era quello di fermare e di comunque di controllare l'immigrazione clandestina, cosa che non ha fatto, ed è stato il suo fallimento nel suo mandato di vicepresidente con Biden. E quando ha cominciato a vedere che i latinos cominciano, si girano verso Trump, perché Trump invece promette una politica dei confini più rigorosa che a loro interessa moltissimo, proprio dal punto di vista della gestione economica, no? I giornali Dem, forse sorprendendo anche lei, hanno incominciato ad attaccare i latinos dicendo che sono loro i razzisti, perché loro sono stati, come dire, ipnotizzati dalla politica repubblicana, e alcuni hanno addirittura detto, questo sì che è razzista, hanno detto che vogliono diventare bianchi. Quindi, Wow! e questa peggiora la crisi, perché i latinos vanno ancora più verso Trump, no? E questo è un grosso problema per Kamala in questo momento. Signori, avete scoperto qualcosa che non sapevate. Dite la verità. E altre cose le trovate sul sito radiolibertà.net. Benissimo, buona giornata, grazie a tutti. C'ha la faccia di uno che sta andando a mangiare qualcosa. Alla grande. Sì, proprio Sì. la faccia. Se vuoi un po' un No, vabbè, pasta bellissimo. anticomunista, La pasta anticomunista, sì. buonissima, Fa cruda, però mi resta un po' lì. Sì, è vero, adesso metto sull'acqua e la buttiamo, dai. Grazie a Beppe tutti, Braga. grazie Sam, ci vediamo domani. Buon lavoro, naturalmente a voi, buona sbirciata di sito, perché come vi dicevo siamo una radio, siamo una televisione, ma siamo anche un giornale online, e normalmente quello che diciamo noi non le dice nessun altro. Ma adesso a parlare siete voi. 0292947222. Io qui apro le linee telefoniche per sentire il vostro parere sulle notizie del giorno, ma naturalmente anche sulla grande Pontida 2024, perché è stato un successo incredibile, pazzesco, che ne abbiano scritto i giornali, la Pontida sovranista, e ve lo dice uno degli untori del leghismo, io. Figli di Pontida, fatevi avanti. 0292947222. Certo, con tutte le brutte cose che stanno accadendo, ragazzi. Truppe del TG3 aggredita in Libano, autista morto di infarto, la giornalista Goracci in lacrime, noi accerchiati e spintonati. Notizie decisamente brutte che arrivano dal Medio Oriente, 100 razzi su Haifa, e noi siamo qui
a sentire le vostre voci su qualunque argomento, certamente, ma ve l'ho detto, tra pochi minuti io ho qui tante di quelle interviste, saluti, insomma un abbraccio che vogliamo far sentire a tutti quelli che c'erano a Pontida domenica scorsa al grande raduno della Lega, ma soprattutto a quelli che non c'erano per le motivazioni più varie e variegate, questioni di età, ma c'erano anche molti che avevano tanti impegni, insomma, e che non hanno preso il pullman in tempo, perché se non lo prendi in tempo vuol dire che è occupato, che è pieno. Sai quanta gente è rimasta a casa perché non c'erano più pullman? Fammi prendere una telefonata, pronto? Pronto, Sammy? Uela. Ciao, come sempre, complimenti. È Ciao. riuscita bene, devo fare i complimenti, me la sono sentita in diretta, come tutto il calcio minuto per minuto. La Vai. festa di Lega. Sembrava di sentire Sandro Ciotti e Enrico Ameri, insomma, la radiocronaca. È stato stupendo, ben riuscito. Finalmente la Lega, io penso che si è messa nella strada giusta dopo la tremenda esperienza del governo Draghi che gli ha fatto perdere voti, e per me col processo di Salvini e con altre cose che sta intraprendendo la Lega riguardo le alleanze in Europa c'è la motivazione per risalire sopra la doppia cifra, quindi sono ottimista per il futuro della Lega. Una domanda e poi una considerazione: ma la signora Belotti, ma è un'astrologa così, è una cosa così divertente per ridere, o astrologa veramente? Tu pensi che noi siamo qua a scherzare? No, è proprio astrologa ufficiale, ma è una roba che fa proprio la ricevuta fiscale, eccetera, quindi è una roba ufficiale, e devo dire molte volte la zecca, te lo devo dire, è così. No, perché se la prospettiva a maggio-giugno che cade il governo e ci ritroviamo, non so, Bonelli, Fratoianni e Furfara al governo, c'è un brivido nella schiena. Spero che si vada a elezioni. Ma questo deve servire a tutti noi e anche agli altri, e di cercare di fare squadra proprio per non farlo cadere questo governo. Sappiamo che ci sono elezioni importanti nei prossimi mesi e si vota tra pochissimo in Liguria, si vota in Emilia Romagna, si vota in Umbria. È chiaro che se facciamo squadra per far vincere il centrodestra, i partiti del governo è un conto, ma se dovessimo perdere pezzi di regione una settimana dopo l'altra, ai, prosegui. Io guarda, per la Liguria sono ottimista, perché praticamente il fatto anche che c'è il voto disgiunto, Bucci è un candidato forte, la gente in Liguria, io ci ho vissuto una volta un paio d'anni, è gente saggia, sa come erano 30 anni fa con la sinistra e si vedono come stanno oggi, con le opere pubbliche, il ponte e tutte queste cose qua. Bucci è un candidato molto forte e sono ottimista, anche perché a vedere, caro Sammy, sembrava una partita persa fino a qualche mese fa, dove pare che dai sondaggi addirittura Bucci sia lievemente in vantaggio, quindi su lì sono pessimista sulla Romagna, perché l'Emilia Romagna, purtroppo, e chiudo, hanno quella mentalità un po' come in Toscana e l'entroterra: io sono comunista, mio padre era comunista, io sono sempre comunista. Hanno quella mentalità proprio da trogloditi minus abens alla Giovannino Guareschi, sai, i compagni trinari sudi del controllo dei compagni. Lì purtroppo è un sistema inscalfibile, rimarranno al governo per altri 100 anni. Lì sulla Liguria e sulla Emilia Romagna sono pessimista. Su Liguria e Umbria, l'Umbria ce l'ho qui vicino, sono a Rieti, sono molto ottimista. Ciao caro. Grazie caro. Beh, in Emilia Romagna c'è questa tradizione fortissima come in Toscana, e come in Umbria fino a un po' di anni fa c'è forse anche quella paura di dire: ma se non voto più la sinistra e dopo mi faranno problemi con il lavoro, con gli affetti, perché poi magari c'hai in famiglia tutti gli altri che votano a sinistra e tu non l'hai votato. Si scherza, ma non troppo, la verità sta nel mezzo, chiaramente, con un grande abbraccio a tutti voi che mi seguite dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, e che ancora non vi siete spostati nel centrodestra, ma signori, è solo questione di tempo, lo sapete. 02 non è vero, dai, siamo ancora in democrazia. 0292947222 in diretta con Sammy Varin. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Prima cosa è viva Pontida, peccato che si fa una volta all'anno, io la farei anche 2 volte. Quello è interessante, una Pontida ogni Appunto, 3-4 mesi, appunto. È vero. Poi io ho chiamato signor Sammy sulla manifestazione pro-palestina di sabato.
cioè questa violenza e aggressività dei ragazzi moderni. Ok? Vero. Allora, secondo me, signor Semmi, sempre, la causa più profonda e vera di questo disagio generale, questo è quello che penso io, poi sarà giusto o sbagliato lo decideranno gli ascoltatori e lei, consiste a mio avviso in una crisi generale dei principi morali che ogni uomo, secondo me, sempre dovrebbe avere e rispettare. Se non c'è rispetto, signor Semmi, comprensione tra gli uomini, se noi non riusciamo a considerare i nostri simili come creature umane, ma li vediamo come nemici e concorrenti, allora nasce l'ingiustizia, l'odio e la violenza. Perciò io dico, bisogna fare una scelta nella vita, solo in questo modo ci può essere speranza che la violenza sia vinta e il male del bene. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Brava, e questa è una cosa importante, perché al di là anche di queste manifestazioni, ma vediamo ogni giorno terribili notizie, omicidi, femminicidi, cioè robe che tu dici un tempo c'erano, o se ne parlava di meno, perché doveva essere una cosa che non era bello da raccontare, o forse sta succedendo qualche cosa. Quindi è importante forse avere un po' più rispetto per la vita, cercare di non farsi trascinare dalla rabbia dei social. Molto spesso anche loro fanno qualcosa di importante per portarci via in senso negativo. E poi naturalmente tutto questo dipende da ognuno di noi, anche da noi che facciamo radio, da chi fa televisione, eccetera. Non istigare alla violenza. Noi istighiamo a votare Lega, quello sì, ma ti dice la mia è una malattia personale. Poi vedete, rifaccio vedere a chi si fosse sintonizzato adesso in radiovisione, oggi è una bellissima felpa della famiglia, quella di Provita Famiglie e Famiglia, quelli straccioni per la sinistra, sono degli straccioni che vanno in giro a sottolineare l'importanza della vita e della famiglia, e questa è la felpa con cui sono venuto a Pontida domenica scorsa. Attenzione, a proposito di Pontida, vi dicevo, spazio alle vostre telefonate in diretta, e tra parentesi grazie a tutti quelli che magari non sono venuti a Pontida ma ci stanno aiutando attraverso il conto corrente postale. Si può fare un versamento di qualunque entità, conto corrente postale 37671294, 37671294. Noi viviamo solo perché ci siete voi. O attraverso un bonifico, trovate tutti i dati sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati, o venendoci direttamente a trovare qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41. Siete venuti allo stand di Radio Libertà a Pontida, ci avete fatto fuori tutto quanto, c'era più niente, gli orologi andati via tutti, i portachiavi in legnetto bruciacchiato, ne è rimasto uno perché ce l'avevo in tasca, cioè capite? Posso soltanto rimanere a bocca aperta a dirvi un gigantesco grazie, perché ci avete dato modo di pagare le prossime bollette della luce, della corrente, del sito internet, cioè quelle robe che sai che oggi se non c'è più internet si ferma tutto quanto. Errore madornale che ha fatto il mondo, dipendiamo da questo. Per ringraziare tutti voi, tra pochissimo manderò in onda le vostre interviste, quelle che il collega Grimoldi ha fatto allo stand di Radio Libertà, prendendo a caso della gente che tra i tantissimi sono passati a salutarci, a farci un'offerta, a comprarsi una maglietta e tutte queste cose belle. Quindi so che c'è il passaparola, poi su Facebook, su YouTube le potrete ritrovare nei prossimi giorni, ma nei prossimi minuti, dopo la pausa, la canzone Qui Parlamento, cominceremo a trasmettere queste interviste commentandole magari con le vostre telefonate in diretta. Restate lì, tra poco Tacabanda. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tu mi hai sottovalutato. Nessuno sapeva che io esistevo. Non pensi che sia un po' troppo? Un po' troppo. Joker, Folia 2 al cinema. Officine Ubu presenta la poesia e i colori delle Langhe in un viaggio tra terra e famiglia. In ogni pietra, in ogni albero c'è qualcosa di te che anche quando non ci sarai più parlerà di te.
con Idali Turk, Umberto Orsini e Margherita Bui. Trifole, le radici dimenticate, dal 17 ottobre al cinema. Io sono un po' matto e tu? Riccardo Ballerini, Marco Bocci, Raul Bova, Dario D'Ambrosi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Claudio Santamaria. Parte dell'incasso andrà a sostegno di Teatro Patologico Onlus. Io sono un po' matto. E tu? 7, 8 e 9 ottobre al cinema. Ciao! Venite a scoprire. Io sono Rose. Ti occorre assistenza? Dai creatori di Dragon Trainer. Devi imparare come funziona su quest'isola. Mamma! Lo proteggerò io. Il robot selvaggio. Vi proteggerò tutti. Dal 10 ottobre al cinema. Ragazzi, c'è una cassa nel camino. 3 semplici regole. Ci sono 2 milioni di sterline. Fai il lavoro, prendi i soldi, ripulisci tutto. E adesso? Li voglio qui! Li voglio ora! Chi siete bastardi? Ditta di pulizie. Clean Up Crew, specialisti in lavori sporchi. Dal 17 ottobre solo al cinema. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Joker, Folia 2 al cinema. Qui Parlamento. Ideologica. Ma la maggior parte delle critiche sono arrivate per l'introduzione della possibilità di valersi di un ravvedimento per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Una misura che dalla posizione e dalla stampa ideologicamente collegata viene chiamata condono o aiuto agli evasori, e questo ovviamente senza nemmeno considerare il limitato ambito di applicazione, la ristrettezza temporale per cui fine mese scade il termine per aderire, ma anche l'ampliamento del termine per i controlli. Ma certe parole fanno venire in mente le critiche che dai medesimi banchi dell'opposizione arrivarono per la legge bilancio per il 2023. Li cito: il condono favorisce evasori e criminali, così tuonava il Partito Democratico commentando la rottamazione quater. Ci si aspettava quindi un comportamento convinto e determinato contro gli istituti che loro definiscono condoni, che non sono condoni, ma pazienza, lasciamo alla narrazione della sinistra la loro forza così convincente, però evidentemente poco convinta e poco coerente. Perché? Perché alla prova dei fatti abbiamo scoperto che nella nota integrativa del bilancio del Partito Democratico si legge che nell'anno 2023 il partito ha ricevuto l'accoglimento della domanda presentata per l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022, uguale rottamazione quater. Conseguentemente dovrà versare entro il 2027 le minori somme dovute, visto che è previsto l'abbuono degli interessi dell'aggio. Questo quindi è l'effetto dello schiaffo a chi è in regola, così lo definì il senatore Misiani, del favorire gli evasori e aiutare i criminali, così lo definì l'onorevole Ubaldo Pagano, oppure le sberle ai contribuenti onesti, parole della segretaria Schlein. Insomma, delle due l'una: o gli interventi del ministro Giorgetti e dei senatori che hanno proposto questo emendamento per ampliare la portata del concordato preventivo biennale sono utili e aiutano i contribuenti a liberarsi dalle maglie del fisco per ripartire liberi da debiti fiscali, versando il dovuto ma senza sanzioni, oppure il Partito Democratico è evasore, criminale e disonesto. Non lo dico io, lo hanno detto i suoi stessi esponenti. Qui Parlamento.
Unz, ma veramente tosto questo cantautore. Si chiama Pasquale Gallipoli. La sua nuova canzone è Non mi arrendo. Pasquale Gallipoli arriva da Paola, in provincia di Cosenza, Calabria, la città di San Francesco, che pensate gli ha appena conferito un premio al Festival Internazionale di Mendicino. Il cantautore di Paola vi aspetta su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube con questa Non mi arrendo di Pasquale Gallipoli. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, Sammy Varini in diretta alle 14:08. Chiaro che vi ascolto, allo 0292947222 potete sempre entrare, dire quello che avete in mente su qualunque argomento, anche tramite WhatsApp al 3406709659. Salutiamo anche chi è rimasto flashato completamente da Pontida, questo che mi scrive: ciao Sammy, mi sai dire perché non erano presenti sul palco a Pontida i due governatori Zaia e Fedriga? Io gli rispondo: ma scusa, dove erano se non erano a Pontida? Fai un giro sul sito radiolibertà.net e guardati che li abbiamo anche intervistati. Certo che se non hai visto Zaia e Fedriga, magari era andato in bagno a fare pipì, è possibile sta roba. C'erano, come c'erano tutti, come c'era il generale Vannacci, che è risultato il big tra i preferiti per le fotografie. Ve l'ho detto, Matteo Salvini ha fatto assolutamente un successo personale di selezione importantissimo, perché ha saputo scegliere i personaggi che hanno mandato completamente in tilt la stampa, dedicando pagine e pagine su Pontida ieri, nonostante l'evento chiaramente 7 ottobre fosse molto più importante e sentito. E le polemiche certamente le hanno cercate fino all'ultimo, e ve lo dico da giornalista. Sapete, io ero presente allo stand di Radio Libertà e ci sono stato fino alle 3:30, 4 del pomeriggio. Non c'era più nessuno, stavamo riportando i tavoli e chi c'era? C'era Vannacci, contornato da centinaia di giornalisti che cercavano di strappargli una frase fuori posto. Questi sono segnali, è chiaro, ve lo dico da giornalista, da chi ha vissuto all'interno della Lega, tessera RIA del 1987, tutti i periodi, dalla secessione al federalismo, la devolution, tutte quelle cose lì. Ora la Lega sta andando verso l'autonomia, c'è arrivata l'autonomia. Un personaggio come Vannacci, chiaro, contornato da centinaia di giornalisti, quando Pontida è finita, ha un significato che dobbiamo interpretare, che dobbiamo capire. Non bisogna fermarsi a questa cosa, ecco, lo dico chiaramente anche per tutti coloro che fanno politica, che mi seguono, che siano della Lega, di centrodestra o da tutt'altra parte. Un segnale che va assolutamente non sottovalutato. Intanto prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao Sammy, sono Rosa da Monza. Ciao. Ecco, io a Pontida sono sempre stata tutti gli anni, da quando è cominciato Pontida, sai che sono 35 anni che vengo in Lega. Ormai non posso più farlo perché viaggio col bastone per una caduta in casa. Serve sempre il bastone. Ecco, c'è anche il pezzettino che abbiamo comprato io e mio marito. Brava, ce l'ho anch'io, certo. Ecco, io ho ancora l'ultima tessera come militante, non posso più farlo, quella che avevo nel portafoglio con Salvini. Vai. Però volevo dirti una cosa: questi dei telegiornali, 1, il 3, il 4, il 5, la 7, sai cosa hanno detto i giornalisti? Che Pontida c'era mezzo vuoto. Io l'ho guardato dal mattino, non lo so. Dove vanno a pescare queste cose? Su Tajani lascio perdere perché, guarda, te l'ho già detto, la sua badante è la Marina Berlusconi. Ti saluto Sammy, buona giornata e buon pomeriggio. Grazie cara. Ogni anno dicono che Pontida è vuota, ma mai come quest'anno hanno scritto tante pagine su Pontida e non hanno ancora smesso. La Pontida sovranista, i nostri i mostri italiani dell'Europa uncinata, altro titolo,
i mostri italiani dell'Europa incinata. D'altronde, lo ricordiamo per i benpensanti alla Merlo, l'EPU di Wilders è un nostro vecchio amico, la Lega ci era alleata ai tempi di Haider con Bossi. Forse Merlo ha avuto un attimo un vuoto di memoria. Il fango di Pontida, signori, che ha rovinato le scarpe dei giornalisti benpensanti. Oh, come ci dispiace. Facciamo una colletta per ricomprargliele. I giornalisti alla Merlo si sono un po' arrabbiati perché c'era tanto fango, soprattutto dove c'erano gli stand delle regioni dove ho comprato questa pasta anticomunista. Devo fare i complimenti alla Lega Toscana. La pasta anticomunista è fantastica. Questa la sto facendo vedere a mezzo mondo. Ovunque vado mi porto dietro la pasta comunista. È chiaro che i giornalisti benpensanti che sono arrivati con le scarpe da sera a Pontida si sono un po' arrabbiati che c'era il fango, cacchio, c'era il fango. Io propongo una colletta. Facciamo agenzia con questa cosa? Radio Libertà propone una colletta per i benpensanti alla Merlo che si sono rovinati le scarpe a Pontida. Pronto? Sammy. Ciao. Ciao, Maurizio dalla provincia di Milano. Prima che tu dicessi questa battuta, senza volerlo, siamo sullo stesso ordine di idee, pensavo, denunceranno Salvini perché non ha provveduto al pratone per cui coloro i quali vanno lì con le scarpe di un certo livello, magari così le chiederanno i danni per le scarpe. Detto questo, rientriamo in una modalità seriosa. La signora di prima, e ho appena acceso la radio adesso perché prima di iniziare il mio lavoro, non ha tutti i torti, assolutamente. Gira e rigira, non dobbiamo dimenticarci alcune cose, anche se il buon Matteo Salvini sosteneva i tempi con i 5 Stelle, questo governo durerà, arriveremo fino alla fine. Lui è sempre ottimista, benissimo. Ma anche adesso non dimentichiamoci una cosa, piaccia o non piaccia, mi spiace dirlo, qualcuno sostenne che negli anni Forza Italia era nata per eliminare la Lega. Non lo dico io, cittadino normale che ascolto la radio. Concludo dicendo, Sammy, i cavalli vincenti si vedono al traguardo. Buona continuazione. Grazie caro, non posso che ringraziarti sempre per le belle parole, ma per gli spunti soprattutto di discussione. A proposito, abbiamo in linea Merlo, c'è il giornalista Merlo in linea che ci vuole dire quanto sono costate le sue scarpe rovinate nel fango di Pontida. Sentiamo, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao. Ah, meno male non è Merlo, meno male. Guarda, le mafie sono tante e sono anche nel giornalismo. Noi come radio abbiamo la fortuna di avere sempre Cainarca, che è il nostro direttore comunque, e avere anche persone come Sammy e come altri che hanno fatto la storia della nostra radio. Io non ho potuto venire a Pontida, come ben sai, perché tra l'altro mi sono preso una febbre della Madonna e per fortuna che me la sono preso io con tanto di raffreddore e di catarro e non mia mamma, che fortunatamente sono rimasto fuori, diciamo, qualche giorno prima di rientrare ieri sera. Ecco, ho seguito attraverso il telefonino la manifestazione, che è stata meravigliosa, con personaggi che mi ricordo, se non sbaglio, mi puoi correggere tu, che già Marco Zanni su ordini, diciamo, di Salvini aveva cercato già nel 2021 di organizzare questa squadra di cosiddetti patrioti delle varie nazioni per poter contrapporsi a questa dittatura europea, perché Ida Magli, la grande antropologa, ha fatto anche un libretto sulla dittatura europea, ci aveva visto molto bene, come Oriana Fallaci negli anni prima, e soprattutto la Lega, perché quello che dice il generale Valacci, che dice delle cose condivisibili, le ha sempre dette la Lega. Comunque noi, i nostri nemici, come ben sai, ce l'abbiamo dentro Forza Italia, e soprattutto anche come si sono venduti quelli dei fratelli della NATO.
Quindi noi dobbiamo cercare di votare soprattutto per la Liguria, ma poi le regioni che verranno, l'Umbria e l'Emilia Romagna, la Lega, pur con tutti i difetti che abbiamo detto, perché non è facile essere lì, avere tutti i fucili puntati contro. Basta vedere Salvini che è sotto processo, una cosa vergognosa. E quello che la Lega è sempre stata sotto processo dalla magistratura non di sinistra, di sinistri. Grazie caro, tutto vero. Sì, la cosa che potete fare certo è spargere la voce, fare in modo che in Liguria tra pochissimo, ma poi in Emilia Romagna e in Umbria si voti Lega. Perché la forza poi di questi personaggi, al di là di Tajani, chiaramente abbiamo scherzato a Pontida, abbiamo chiesto scusa se abbiamo esagerato anche noi, anche il sottoscritto, chiamandolo Tajani l'africano, d'altronde ha detto lui di avere parenti lontani. Si scherza politicamente, of course, perché loro vorrebbero adesso reinserire questa nuova cosa per avere la cittadinanza più facile, che poi ce ne sono tante di quelle proposte che sono state portate in questi anni che non vi racconto, se dovessimo esaminarle tutte qua, ma ci viene l'itterizia completa, non usciamo più di casa. E questa che Forza Italia propone, è chiaro che è una roba più vicina alla sinistra che al centrodestra, e diciamo, ma scusa, siamo matti, cioè siamo già pieni di immigrati fino al collo, ne vogliamo far entrare altri? Perché questi sono segnali che ne fanno arrivare ancora di più, signori. Al di là di questo fatto, Forza Italia ha più voti della Lega. Ora stiamo crescendo, in queste ultime settimane avete visto i sondaggi, pare che l'abbiamo risorpassata, però è un giochino che non mi piace, sorpassarci, poi ci risorpassa lei, solo perché siamo sotto il 10% magari, e non va bene. Deve essere molto di più il voto per la Lega. E per farlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandare Matteo Salvini in gattabuia? Direi di no. Dobbiamo evitarlo, portando avanti la nostra politica e spiegando che gli altri sono soltanto imitatori, sono delle imitazioni della politica della Lega, i ben pensanti che dicono però bisogna aiutare anche la cittadinanza gnignero, usando le reti fini in veste che Berlusconi secondo me si sta girando nella bara. E poi certo la destra più destra, è chiaro che senza avere un minimo di competenza politica, molti di questi colleghi della Meloni sono tali, portano avanti una politica un po' stupidotta, diciamo così, o in senso buono, non voglio offendere nessuno, e fanno delle figure di Kakken molto spesso perché non hanno la caratura politica. Basta? Ho fatto abbastanza per essere licenziato? Spero di no. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccolo lì, l'abbiamo visto questo a Pontida l'altro giorno. Ti ho visto, anche ti ho proprio passato la mano sopra la tua bella testa lucida. Sei la testa più lucida della Lega. Pronta. Sì. In tutti i sensi. Sei fantastico, noi abbiamo vissuto una giornata fantastica, io personalmente, perché ho incontrato tantissime persone, ma anche di tante regioni, tutti i gazzello delle regioni, c'era il fango e chi se ne frega del fango, io preferisco il fango naturale a tutta la fanghiglia dei corrotti. Bravo, il fango di Pontida è fango curativo, e sai quanti si sono portati una boccetta per metterne un po' nella boccetta e metterlo lì in esposizione a casa. Ci fermiamo per un attimo con le telefonate, ma voi continuate a chiamare, vi teniamo in attesa, e abbiamo anche delle registrazioni audio e video dei tantissimi che, come i nostri ascoltatori, ci sono venuti a trovare allo stand di Radio Libertà domenica scorsa a Pontida, e ne devo trasmettere almeno qualcuno. Siete lì ad aspettare queste registrazioni? Dai, cominciamo da questa, signori. Lega nel mondo, c'è Monica sul cursore, ascoltiamo insieme. Ciao Sammy, guarda, è arrivata una nostra affezionata e tutti gli anni ci viene a trovare al nostro gazebo dalla Repubblica Ceca, Monica. Ciao Monica. Ciao. Allora, Pontida, tue impressioni, e dove andrà la Lega? Allora, io Pontida non me la faccio scappare mai, perché per me è un luogo di ritrovo di buonsenso.
delle persone di buon senso, degli amici che abitano da lontano, lontanissimo, magari ci sentiamo per i social ma non ci vediamo, quindi è bello perché bisogna che la gente si incontra, diffonde messaggio, pensiero, qui siamo diciamo sulla stessa barca, quindi ci dà tanta energia di ritrovarci e di andare avanti. Dove andrà la Lega? Io sono leghista sfegatata, io faccio di tutto del mio perché tutto vada bene. Sono la coordinatrice della Lega nel mondo Repubblica Ceca Slovacchia e quindi anche dall'estero cerco di fare il mio dovere e volere. Sempre in gamba Monica e sempre avanti senza sema. Grazie Monica e buona puntita. Grazie, E io ne approfitto oltre che ringraziare Monica, tutti coloro che sono arrivati dall'estero appositamente per Pontida, oltre alle delegazioni, quelle importanti che avete visto sul palco, c'erano tanti ascoltatori che arrivavano da fuori dall'Italia, proprio per tastare con mano che cosa succedeva nella politica italiana, e Pontida è una luce accesa sulla buona politica della Lega e di centrodestra. Un altro ascoltatore, un altro amico che ci è venuto a trovare allo stand di Radio Libertà domenica scorsa a Pontida sul Cursore. E guarda che ho trovato la sezione Il Bulgaro Grasso, è qua presente, sono già passati dalla nostra radio e c'è qua anche il segretario. Lei è? Erici Pierino. Allora, impressioni di Pontida e dove andrà la Lega? L'impressione di Pontida che come sempre sarà una bella occasione per ritrovarsi tutti i militanti storici e anche più recenti per salutarsi e per fare un punto sulla situazione. Dove andrà la Lega è un mistero perché comunque abbiamo a che fare con alleati che, io lo dico da sempre, non sono molto affidabili, però purtroppo per tenere lontano dal potere, tra virgolette, la sinistra bisogna anche fare qualche sacrificio e avere molta pazienza. Grazie mille, buona Pontida e tieni presente che il signore ha preso per una sua amica il nostro mitico orologio della Lega, della Radio Libertà. Grazie mille. E io naturalmente colgo l'occasione per ringraziare il Marco Grimoldi, segretario di sezione militante, ma soprattutto grande amico di tutti voi di Radio Libertà, perché è merito suo, se i nostri gadget hanno avuto questo successone pazzesco, ce li avete ordinati nuovamente, ne stiamo preparando altri, gli orologi di Radio Libertà, quello che vedete inquadrato qui in radiovisione davanti a me, signori, l'orologio di Radio Libertà è andato a ruba, perché ognuno ha una parte della casa ancora vuota e chiaramente vedere l'adesivone di Radio Libertà, guarda che bello, è anche giusto, 14,25, perfetto ragazzi. Diciamo che sono andati via in poche ore i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, ne è rimasto uno perché ce l'avevo in tasca, e la cosa che più ha fatto specie, sono rimasto veramente a bocca aperta, i portachiavi con l'effigie di Sammy Varin sono stati i primi a finire. E io dico, siete pazzi completamente, l'avevamo fatto così per ridere, per scherzare, eccetera, e alla fine sono stati più richiesti. Sai perché? Perché sul retro ci ho fatto la dedica personale e chiaro vale molto di più, no? E c'è già la Marinella del Bar Arcadia che se n'è già messo uno proprio attaccato alle chiavi della macchina. Marinella del Bar Arcadia, che sempre ringraziamo e salutiamo perché ci accoglie sempre con tanto affetto. Avanti, abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa e allora mando in onda certamente ancora le vostre voci tra i tantissimi che sono venuti a trovarci allo stand di Radio Libertà domenica scorsa. È chiaro, chi non mi sente in diretta poi trova tutti questi interventi su Facebook, su YouTube o sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast ci sono le principali trasmissioni e c'è anche questa Potere al Popolo. Altro intervento, una bella signora, sentite un po' chi è? È arrivato da Legnano la signora Daniela.
Ciao Daniela, vecchia conoscenza, noi Rescaldina siamo vicini, confiniamo con Legnano. Come ti sembra lo spirito di questa Pontida, Daniela? Mi sembra che ci sia davvero tantissima gente a sostegno del nostro Matteo e per noi militanti, per noi popolo della Lega, quest'anno era doveroso essere presenti per dare un sostegno a Matteo e cercare di aiutarlo in questo che è un processo esclusivamente politico. Cosa ti aspetti della Lega nel futuro? Mi aspetto che vada avanti come sta andando avanti, che continui a mantenere le promesse che ha fatto, così come ha fatto Matteo difendendo i confini del nostro paese. Coerenza. Molto gentile Daniela, grazie di tutto e buona Pontida. Grazie, ciao. Ma certo, coerenza, difesa dei confini, delle lingue, dei dialetti, delle tradizioni, della nostra terra, che significa anche autonomia, chiaramente, significa che ognuno di noi, nessuno conosce come ognuno di noi conosce il proprio territorio. Nessuna Roma, nessun consigliere, non c'è nessun deputato, nessun senatore può conoscere meglio di chi vive quotidianamente il proprio territorio, con tutto il rispetto. E questa è l'autonomia che sta arrivando per le regioni del nord e non soltanto. Bisogna soltanto avere la forza e il coraggio di dire sì, io ci metto la faccia, io chiedo di occuparmi di queste materie, perché so che i soldi si possono spendere meglio e se ne possono spendere molto di meno con l'autonomia. Questa è la Lega, signori, e Matteo Salvini bene ha spiegato sul palco l'evoluzione della Lega dalla secessione, che era uno strappo perché non ne potevamo più di questa Italia. Bisognava lanciare un messaggio forte, esagerato, e abbiamo cercato di lanciarlo per anni, poi ci siamo accorti che gli avevamo tutti contro, che era un'utopia, che avremmo perso. E allora abbiamo detto, ma si può restare uniti cercando di calcare, marcare, aumentare le differenze, che sono bellissime, valutarle maggiormente le differenze di ogni territorio. Ed ecco il federalismo, la devolution, l'autonomia, estremo tentativo di dire sì, stiamo uniti, siamo diversi, ma siamo uniti all'interno delle differenze solo se ci sarà responsabilità. Questa è la magia della buona politica che stiamo portando avanti. E chi ci sta in questa battaglia cominciano ad arrivare le avvisaglie anche da altre regioni. Già si comincia a dire, quasi quasi io ci provo. Nel frattempo, che c'è la consueta burocrazia che deve fare il suo giro, ci sono le materie extra LEP, quelle di cui si può chiedere subito la competenza, come la protezione civile o i rapporti con l'estero, ragazzi. Ci sono regioni che con il turismo e con i propri prodotti potrebbero fare affari d'oro con l'estero. Chiaro, ci vuole qualcuno che se ne intenda, che abbia coraggio, persone che hanno contatti con imprenditori, eccetera. E questa è la politica alla fine, non significa prendere le tangenti, significa portare avanti l'amore per il proprio territorio, servendosi naturalmente di chi il territorio lo vive quotidianamente. Torneremo sull'argomento, signori, tra poco vi riapro le linee allo 0292947222, adesso c'è Acerbis, c'è il Qui Parlamento e poi chiaramente dopo la canzone indipendente ritorno a trasmettere le vostre interviste a Pontida. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Qui Parlamento. Dell'attività sportiva in tutte le sue forme, che qui abbiamo votato modificando l'articolo 33 della Costituzione, è stata prevista una riduzione dell'IVA al 5% per l'insegnamento degli sport invernali, oltre che un contributo per il turismo nelle aree sciistiche dell'Appennino. Ci sono state inserite delle norme per contrastare la pirateria televisiva e proprio per evitare la diffusione illecita di contenuti coperti dal diritto d'autore. E poi è stato rifinanziato con 50 milioni ulteriori il fondo per le emergenze nazionali, emergenze che continuano però a verificarsi anche oggi e purtroppo anche recentemente, qualche settimana fa, nella Romagna, con case travolte e distrutte dall'esondazione di torrenti e fiumi, un territorio fragile che deve essere curato, ma che soprattutto deve essere oggetto di una vera e propria autentica azione di prevenzione, perché è facile, Presidente, dare la colpa al cambiamento climatico quando non si è fatta prevenzione, né sono stati messi in sicurezza i territori. La lotta al cambiamento climatico non si fa con l'immobilismo, con la tutela delle nutrie e degli animali fossori, e si chiamano così perché appunto scavano fosse e buchi negli argini, rendendoli fragili o indebolendoli, o nemmeno con la lotta al consumo del suolo, che però porta a bloccare l'edificazione di opere difensive degli agglomerati urbani come le dighe, le casse di espansioni, e nemmeno continuando ad importare elementi fotovoltaici o motori elettrici dalla Cina. Ecco, poi ci sono altre misure importanti a favore della Fondazione Santa Lucia di Roma per preservare questo istituto di ricovero e cura specializzato in riabilitazione neuromotoria. Viene sostenuta la Fondazione Nea Tece Biomedical per la gestione dei servizi sanitari di cura di elevata specialità. E poi è stato accolto l'incremento di 2 milioni di euro per il bonus psicologo richiesto dalle opposizioni. E anche un emendamento molto importante per il turismo en plein air e voluto dalla Lega. Le case mobili non devono più pagare l'IMU proprio perché sono mobili. Qui Parlamento. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, sono Nadia. E io sono Francesco, siamo lieti di presentarvi il nostro singolo Frammenti di te. La canzone racconta la fine di un amore e i ricordi che ne restano, frammenti di emozioni, momenti vissuti insieme. Che continuano a vivere dentro di noi, anche dopo la separazione. Vi auguriamo a tutti un buon ascolto.
Questi sono una forza all'estero e si cominciano a far ascoltare anche qui in Italia. Si chiamano Nadia e Francesco, da seguire, perché davvero sono tosti. Frammenti di te, un unico talento da non sottovalutare. Anche qui nel nostro paese, dove spesso accade appunto che artisti siano meno conosciuti che all'estero. Bravi Nadia e Francesco, questi sono artisti che mi porterò anche dalla prossima settimana in rassegna stampa e sapete che dalla prossima settimana Sammy Varin lo sentirete la mattina presto dalle 7:30 alle 9:30 su queste frequenze e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno rassegna stampa e potere al popolo, mentre Giulio Cainarca arriverà subito dopo di me con l'approfondimento e Pierluigi Pellegrin prenderà il mio posto, se non erro proprio dalle 13 alle 15, ma tutto ciò verrà ufficializzato più particolare nei prossimi giorni. Ancora Pontida, ma non soltanto, ancora i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Stiamo un po' ripercorrendo gli incontri che abbiamo fatto domenica scorsa al grande raduno della Lega di Pontida in provincia di Bergamo. C'è un WhatsApp audio, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, sono Alberto da Connago, ci siamo visti domenica in quel di Pontida. Certo. Ho preso qualche portachiavi. Grazie. E in merito alla questione, diciamo, del prato sacro di Pontida vuoto, mi è arrivato uno WhatsApp da parte di un amico, purtroppo di sinistra, che adduceva, diciamo, questa fotografia al quotidiano Il Foglio. C'era in effetti il prato che era sostanzialmente vuoto, non vuoto, ma molto, c'era pochissima gente ed era tutto contento per il fatto che ci fosse, diciamo, secondo lui poca gente. Quando gli ho detto che io sono stato a Pontida e che era un poveraccio perché, diciamo, ormai loro di sinistra per avere, diciamo, delle soddisfazioni dovevano semplicemente mistificare la realtà, era una cosa veramente brutta. Non ho saputo più cosa rispondermi. Ciao, posso immaginare, hai detto bene, sono dei poveracci, così come sono dei poveracci, ma non certo dal punto di vista monetario, i colleghi giornalisti che si sono offesi perché, insomma, gli abbiamo fatto rovinare le scarpe a Pontida, c'era tanto fango a Pontida. Vergogna, vergogna. Comunque sono qua a proporre assolutamente una colletta tra voi ascoltatori per cambiare le scarpe ai giornalisti merlo che sono rimasti infangati a Pontida. Paola Di Nova, Forza Italia ha superato la Lega con i voti di Lupi e del Grande Nord. Il signor Tajani non lo rammenta mai, ma noi vogliamo bene a Tajani, ci mancherebbe altro che non gli vogliamo bene. Siamo una squadra e soprattutto stiamo portando avanti cose importantissime messe qui sul tavolo, che non si può staccarsi da queste cose. Sono scritte nel programma. Altre cose, comprese le proposte di Forza Italia sulla cittadinanza più facile, non sono scritte nel programma o come ci dispiace e restano lì e magari nel prossimo governo tra 40 anni che Tajani farà col PD le porterà avanti. Come spiritoso Sammy Varin. Fammi sentire ancora delle voci, mentre, mamma mia, quanti WhatsApp, grazie, quelli che sono sempre anti qualcosa o anti qualcuno, ma quanto vivono male, è vero, e questa... A Pontida ci siamo divertiti un sacco, a Pontida c'era una marea di gente, a Pontida c'era tanto affetto per Matteo Salvini, a Pontida c'era gente che non molla, a Pontida c'era una grande famiglia, è vero, a Pontida c'erano ospiti internazionali illustri, a dimostrazione che la Lega non è isolata in Europa, a Pontida c'era la politica migliore. Difesa dei confini, della famiglia, delle tradizioni, delle identità, delle libertà, delle nostre eccellenze. A Pontida è stata una bellissima giornata di festa. Così ci scrive Elena. Mentre non l'abbiamo mangiato a Pontida, ma cos'è che ci hai portato? Qui è arrivato qualcuno direttamente da Pontida. Ecco, non l'abbiamo mangiata a Pontida, è arrivata la pasta. Questa è anticomunista? Noi siamo nazionali. Signori, è arrivata la pasta anticomunista, meno male. La mia matriciana lo è ancora di più. Questo è proprio, grazie signori, sono quelli del PIU che arrivano dopo di me, no? Praticamente, sì, piccoli imprenditori ma grandi mangiatori di cose buone, no?
no? Grazie, la pasta anticomunista in diretta non l'avevo mai ricevuta. E allora sapete che faccio? Mentre do una forchettata alla pasta anticomunista, vi mando certo un altro intervento. Ce ne sono stati tantissimi al gazebo di Radio Libertà, grazie a voi che ci siete venuti a trovare, grazie a chi si è comprato un gadget o a chi ha messo dentro 5 euro a sostegno di Radio Libertà. Sentiamo queste altre voci. Ciao Sammy, ci sono venuti a trovare due personaggioni che senz'altro tu conosci. Te li presento. Michele Borghi. Ciao Sammy, Luisella. Allora, vi pongo una domanda. Voi siete affezionati della Pontida, ne avete fatti già parecchi perché vi ho sempre visto e siete sempre venuti al nostro gazebo. Le vostre impressioni per quanto riguarda Pontida e dove andrà la Lega? Credo che l'appuntamento annuo di Pontida, perché riunisce una grande famiglia. Per quanto concerne la Lega, spero che possa proseguire il suo cammino, perché la forza è quella di chi la sostiene e dei militanti. Poi abbiamo un grande capitano che è Matteo Salvini, che ci ha condotto, e spero di portare avanti questa bella situazione della famiglia della Grande Lega. Vi ringrazio e buona Pontida a tutte e due. Grazie. Grazie e grazie a chi ha cucinato proprio buona la pasta anticomunista. Alla fine ce la siamo mangiata, insomma, non si può mica lasciarla lì, però la Lega Toscana, se incrociate un gazebo della Lega Toscana nelle prossime settimane, fermatevi, perché vi faccio vedere questo gadget della pasta anticomunista. È delizioso in tutti i sensi, chiaramente sono piccole critiche bonarie dal punto di vista politico, of course. Ancora le vostre voci, chi è venuto a trovarci allo stand di Radio Libertà, spargete la voce. In questi giorni Sammy Varin sta facendo ascoltare le vostre voci, troverete poi tutto su YouTube, su Facebook, perché oltre all'audio c'è anche il video, e naturalmente sul sito radiolibertà.net tra mezz'ora trovate il podcast. Un altro maccione grande e grosso, sentitelo qua. Il nostro gazebo, Simone Di Bergamo. Ciao Simone. Ciao, Sammy, ciao. Le tue opinioni, il tuo sentore per quanto riguarda Pontida. Parliamo in una lingua che è quella che ci accomuna come latini, col bacino del Mediterraneo. Allora ragazzi, io direi come conclusione: fratres, civis pace parabellum. Cioè dobbiamo essere tutti pronti alla battaglia per fare la pace. Se vuoi la pace devi essere orgoglioso e prepararti a difendere le tue ragioni. E questa, socio fondatore, è una cosa importante. Perfetto. Cioè, oggi abbiamo firmato per creare e dar vita al Comitato per la sicurezza dei confini. Però questi non sono solo i confini fisici europei e italiani, questi tanto vituperati confini che una determinata propaganda di sinistra e di politica woke internazionalista e ultracapitalistica vuole stracciare. In nome di che cosa? In nome di quello di creare un dumping di civiltà, un dumping salariale e una sostituzione etnica reale e cogente. Questo è anche appannaggio del fatto che non è solo una difesa di confini fisici e territoriali, ma è la difesa dei confini morali e di civiltà dei popoli autoctoni del continente europeo. E quindi esorto tutti a firmare e a partecipare. Più siamo fratelli in armi, ma non armi belliche, armi di consenso, perché la politica è la traduzione del volere del popolo, è il tramite tra le istituzioni e il popolo, e questo è la partecipazione dal basso, quello che si sposa con l'autonomia e il federalismo. Bene. Ti ringrazio e buona Pontida. Bravo Simone, ha detto delle cose giuste, e quella tesserina ce l'ho anch'io e ce l'avete anche voi moltissimi, perché abbiamo fatto
la coda per averla, lasciando giù nome, cognome, mail, una semplice tesserina dimostrativa del Comitato per la protezione dei confini, per il rispetto dei confini. Già, proprio quello che ci vogliono togliere accusando e magari condannando Matteo Salvini. Non facciamo assolutamente scherzi. Ancora segnalazioni da Pontida. È chiaro, non può mancare colui che ci ha tenuto compagnia per tanti anni su queste frequenze, anche dal punto di vista pubblicitario. Chi non lo ricorda? Il vino del contadino di Ernestino Roveda. Guarda Sammy che è venuto a trovarci, Ernestino. Ciao Ernesto, cosa pensi di questa Pontida e dove andrà a finire la Lega? Le tue impressioni? Guarda, io sono sempre un leghista e sarò sempre un leghista tutta la vita. Io spero che si ritorni a parlare ancora di Nord, di autonomia. Sai che parlo di Pontida? Perché io ci credo nella Lega e ci credo in tutto. Questo, io sarò sempre un leghista per sempre e per tutta la vita. Ti ringrazio Ernesto e buona Pontida, grazie. Nord e Ciao. autonomia, e ci mancherebbe, certo, è nel DNA di chi vi sta parlando, di chi vive quotidianamente la buona politica e cerca di portarla avanti. È chiaro, la devi portare avanti in un luogo che si chiama Roma, ed è detto tutto, avete capito perfettamente. Proprio chi si trova a Roma e lavora per la sua terra, per la nostra terra e per la terra di ognuno di voi, perché alla fin fine, ve l'ho detto, uniti sì, ma all'interno delle differenze, valutando maggiormente le nostre differenze, colui che ama come non mai soprattutto la sua terra, la zona di Pavia, ecco a voi un signore che di cognome fa Centinaio. Ciao Sammy, guarda che è venuto a trovarci il nostro gazebo, un personaggione che dice sempre Forza Parma, però lo riconoscete tu. Ti faccio una piccola domanda, impressioni di Pontida? Beh, una Pontida importante, una Pontida dove saremo in tanti e dove Matteo Salvini detterà la linea per i prossimi anni e di conseguenza bisogna stare ad ascoltarlo. Una Pontida dove però la parola d'ordine deve rimanere una sola, autonomia. Ti ringrazio, molto come non gentile. mai, senatore Gianmarco Centinaio, grazie, anche lui ci è venuto a trovare allo stand di Radio Libertà, ma in tantissimi politici locali, nazionali, e siete venuti a salutarci, a mettere dentro un 5 euro nel nostro bombolone, o soprattutto a portarvi a casa un ricordino di Radio Libertà, perché c'erano dagli adesivi alle magliette, agli orologi, ai portachiavi, c'era veramente di tutto, compresi i CD di musica indipendente di molti artisti che ascoltate ancora in queste settimane. Bene, qui mi fermo. C'è già un appuntamento, ma è appena finita Pontida e già si ricomincia con le feste, gli eventi. Ve la do in anteprima, mi è appena arrivata, signori. Sabato 26 ottobre, quindi c'è ancora tempo. Siamo a Giaveno, in provincia di Torino, Bocciofila, Circolo del Pasquè, via Carducci numero 6. Alle 18:30 di sabato 26 ottobre si parla di autonomia regionale con l'assessore regionale proprio alle autonomie Enrico Bussalino, con Riccardo Molinari, il segretario regionale Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, e poi la cena con gli interventi politici. Ospite europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Cominciate a segnare. Sabato 26 ottobre, Giaveno, Torino, ore 18:30, dibattito sull'autonomia regionale. Qui Sammy Varin che vi ringrazia, vi saluta per il gentile ascolto. Vado a finire la mia pasta anticomunista. Grazie a Lorenzo che se